Beh, io mi auguro che sia una grande bugia questa, mi auguro che il governatore Zaia abbia a cuore il bene del Veneto e non si faccia confondere le idee. A dubitare si fa peccato, ma certe volte ci si azzecca, ricorda il deputato pentastellato di Belluno, paventando un possibile scambio tra il governo e la regione sul referendum per l'autonomia del Veneto. Supporto da Roma per finire la pedemontana in cambio di un allungamento dei tempi sulla consultazione fissata per il 22 ottobre. La voce che circolerebbe insistentemente tra i palazzi del potere nella capitale. E il pretesto ci sarebbe già alle prossime elezioni politiche sempre più probabili in autunno. È una delle possibilità, c'è molta paura di due fattori. Uno è il referendum sull'autonomia del Veneto e della Lombardia, che viene fatto appunto il 22 ottobre e quindi darebbe una forza molto diciamo incredibile a quelle forze che appoggiano questo tipo di referendum sul territorio. Dall'altra, secondo me, vi è una paura incredibile di una vittoria del 5 Stelle in Sicilia, che quindi sarebbe, diciamo, aprirebbe la strada ad una grande forza per quanto riguarda il movimento. Situazione destabilizzante per Roma, secondo l'onorevole D'Incà, in un inedito asse tra Lega e 5 Stelle che potrebbe contrastare un possibile rinnovo del patto del Nazareno tra PD e Forza Italia. Uno scacchiere politico complesso dove il referendum a Veneto non deve essere comunque schiacciato. Si può, secondo me, farlo anche prima, si può farlo a settembre, si può farlo prima delle elezioni, come del resto lo si può fare dopo. L'importante è che si faccia il referendum perché, lo ripeto, è il referendum dei Veneti, non di Federico D'Incà, non di Luca Zaia, dei Veneti che devono prendersi la responsabilità di andare a votare.